Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. La Fiera del Rosario in un click. È questo il tema della mostra fotografica che si è tenuta sabato nel nuovo spazio espositivo presso i Giardini Agorà a San Donà di Piave. Vediamo il servizio. Siamo al Centro Culturale Leonardo da Vinci nella nuova sala espositiva e questa sera è stata inaugurata la mostra dedicata alla Fiera di San Donà di Piave. Prego Assessore. Sì, mentre questa mattina abbiamo inaugurato una mostra appunto dedicata a fotografi già professionisti, quindi già lanciati verso questa arte, oggi pomeriggio invece la mostra è dedicata ai nostri concittadini, ai sandonatesi che hanno fotografato la loro fiera. Lo scopo nostro era proprio quello di invogliarli a tirar fuori la macchina fotografica, a girare durante la fiera dell'anno scorso e a fare degli scatti che sono qui oggi esposti. Tra gli ospiti che espongono in questa mostra di fotografie c'è la poetessa Lucia Basso. Il tuo programma, come intendi portarlo avanti? Più con la fotografia o con la poesia dialettale? A me piace la fotografia, a me piace la poesia, ovviamente scrivo non solo in dialetto ma anche in lingua e tutte le forme d'arte mi interessano, per quanto possibile cerco di portarle avanti. Il signor Fabio Loverre è l'anima portante per quanto riguarda l'ambito della fotografia a San Donà di Piave. I programmi prossimi? Allora, l'associazione si propone di organizzare sempre degli nuovi eventi, quindi mostre fotografiche e quant'altro. Noi sviluppiamo la nostra associazione anche nel fare dei corsi di fotografia e delle conferenze, sia quindi corsi tecnici che conferenze più o meno diciamo culturali sulla fotografia, quindi la presentazione di autori, qualcosa sulla storia della fotografia, cioè tutto quello che è nell'ambito della fotografia. Go